Favaro uccisa in un agguato da un comando in Messico insieme al compagno. 10 anni fa il primo marito con cui aveva aperto un locale era stato bruciato vivo. Un operaio edile di 45 anni di Santa Maria di Sala è stato trovato morto questa mattina da un passante vicino al fiume Muson. Tra le cause non si esclude un malore. Minorenni accerchiati e rapinati sotto la minaccia di un coltello alla stazione dei treni di Venezia da una baby gang di 5 coetanei, tutti identificati e denunciati con daspo urbano. Interdire ai gruppi turistici con guida le zone più fragili di Venezia è la proposta della consigliera comunale di opposizione Cecilia Tonon. Musica, abiti sontuosi, performance visionarie. Per questa edizione del Carnevale Venezia, con le sue feste esclusive, si veste d'Oriente e a San Stino sfilano i carri allegorici. Le 12 Marie del Carnevale si sono dedicate anche a pulire dai graffiti parte dell'area di Rialto, affiancate dai volontari che da anni con la soprintendenza svolgono questa attività. Ha tenuto compagnia a generazioni di italiani, Red Canzian festeggia 60 anni di carriera e dal palco ringrazia Venezia e i gondolieri. Noi cominciamo con le notizie, partiamo dalla cronaca. In primo piano Pamela Codardini, 35enne di Favaro, che è stata uccisa in Messico insieme al compagno. 10 anni fa fu ucciso anche il suo primo marito con cui aveva aperto un locale. Uccisa brutalmente a colpi d'arma da fuoco in Messico insieme al compagno. Così è morta Pamela Codardini, 35enne originaria di Favaro Veneto, mamma di 2 bambini. L'omicidio è avvenuto il 27 gennaio nello stato di Oaxaca, dove la ragazza viveva da anni. La coppia è stata freddata a colpi d'arma da fuoco nell'attività commerciale che gestivano insieme, specializzata nella vendita di tabacchi. Dalle prime testimonianze sembra che l'obiettivo del comando fosse proprio il compagno, che secondo quanto riportato dai media locali sembra fosse uno dei fedelissimi del capo del cartello Los Medina. I killer l'hanno giustiziato a bruciapelo, poi si sono accorti che nel retro c'era anche Pamela e hanno ucciso anche lei. Un'azione militare rapida e cruenta. La notizia è arrivata ai familiari il giorno seguente. È stato il fratello di lei, Manuel, a rivolgersi all'unità di crisi della Farnesina, che ha confermato la tragica notizia. I figli di Pamela erano stati affidati alla custodia del padre, ex compagno della ragazza. La vita della 35enne era già stata segnata da un fatto cruento avvenuto nel 2013 sempre in Messico. Il suo primo marito, Alex Bertoli, cuoco goriziano di 28 anni, fu brutalmente ucciso. La coppia era andata lì per aprire un locale, La Dolce Vita, come raccontò la mamma di Pamela ai nostri microfoni. Avevano trovato questo locale da gestire e avevano coronato il loro sogno, che è naturalmente svanito. A quel punto la Pamela ha scritto una cosa che penso farebbe riabbrividire chiunque. Lo raggiungo? Allora la mamma, preoccupata per le sorti di Pamela, sperava di riportarla a casa, ma non ci riuscì. Quando arrivo là spero di riuscire a portarli a casa tutti e 2. Sconvolta la comunità di Favaro, che ancora una volta viene colpita da una tragedia. Voglio innanzitutto mandare un messaggio di vicinanza, solidarietà e di condoglianze per quello che possono valere alla famiglia e dire che siamo a disposizione come istituzione qualora avessero bisogno. In Messico bisogna sapere dove mettere i piedi. A dirlo durante la trasmissione del direttore a Focus, un imprenditore veneto che ha vissuto e lavorato a lungo in quel territorio. Si è un po' alzata l'asticella, nel senso che prima questi cartelli della droga, che ovviamente sono molto presenti in Messico, non colpivano gli stranieri perché evidentemente era un problema, no? Nel senso che poi allertavi le ambasciate e quindi evidentemente si creavano anche delle ripercussioni a livello stampa internazionale, ma purtroppo invece questo adesso sta accadendo. Va anche detto, direttore, che quando si va in giro per il mondo bisogna sapere dove si va e nel paese dove si va dove non si devono mettere i piedi. A parlare è un imprenditore veneto che ha lavorato a lungo in Messico gestendo un'attività turistica e scontrandosi necessariamente con i pregi e i difetti di un territorio in cui evidenzia bisogna sapersi muovere nel modo giusto. Affidarsi alla nostra rete diplomatica e agli uffici preposti in quei paesi per capire dove può essere opportuno fare degli investimenti in modo da essere tutelati. Ma poi ribadisco, soprattutto bisogna avere la lungimiranza di
e anche questa ragazza il posto lo conosceva, perché da quanto mi pare di capire non era da poco che fosse in Messico, sapere che ci sono dei posti dove, ripeto, in senso figurato non devi mettere il piede. Però il valore della vita in Messico è basso, come in molti paesi dell'America Latina, quindi per $50 trovi qualcuno che ti ammazza, e quindi se non hai consapevolezza di queste cose diventa difficile. C'è forse un malore tra le cause dell'improvviso decesso di Alan Dal Corso, 45 anni, operaio edile di Santa Maria di Sala, il cui corpo è stato trovato privo di vita questa mattina da un passante vicino al fiume Muson, nei pressi del castello di Stigliano. Si presume che il 45enne stesse per rientrare verso Vertenigo, dove abitava insieme ai suoi cani, di cui si prendeva cura anche l'amministrazione comunale. Sentito il cordoglio della sindaca Natascia Rocchi, che conosceva il 45enne e a cui prestava aiuto. Cambiamo argomento: minorenni accerchiati e rapinati a Venezia nei pressi della stazione di Santa Lucia da una baby gang. Attimi di paura quelli vissuti da 2 minorenni nel weekend appena trascorso a Venezia nei pressi di un esercizio commerciale della stazione ferroviaria di Santa Lucia. Accerchiati, rapinati e minacciati con un coltello a serramanico da un gruppo di 5 coetanei che gli hanno intimato di consegnare loro tutti gli oggetti di valore, circa €50. I 5 minorenni rapinatori, intercettati, fermati e denunciati grazie a una pattuglia di poliziotti della Polfer, fermata da uno dei 2 minorenni aggrediti, che nel frattempo era riuscito a sfuggire all'assalto armato della baby gang. A carico di tutti e 5 minorenni ora i provvedimenti di Daspo Urbano. Il sindaco Brugnaro oggi è intervenuto alla BIT di Milano per presentare il contributo d'accesso, una sperimentazione per il bene stesso della città. Ha esordito: Venezia è il luogo di tutta l'umanità, chi viene a visitarla deve rispettarla. Per quanto riguarda il provvedimento, il sindaco ha ricordato che l'obiettivo è quello di definire un nuovo sistema di gestione dei flussi turistici e di disincentivare il turismo giornaliero a Venezia in alcuni periodi, in linea con la delicatezza e l'unicità della città. Le zone più fragili e delicate di Venezia interdette ai gruppi turistici con guida. È una sorta di ZTL per i grossi gruppi organizzati, quella lanciata dalla consigliera comunale Cecilia Tonon. Io ho lanciato anche provocatoriamente, ma non del tutto, l'idea che le zone più fragili e più delicate di Venezia debbano essere, come le ZTL nelle città, interdette ai gruppi. Ciò non significa che i singoli non le possano visitare, ma i gruppi con guida, a mio parere, si devono riversare nelle zone già dedicate al turismo, nella direttrice che va da Piazzale Roma a San Marco. Delle zone a traffico limitato interdette ai gruppi turistici, non ai singoli naturalmente, ma a quelle comitive organizzate che in determinate aree fragili di Venezia possono solo intasare calli e campielli per tutti. Cecilia Tonon di Venezia e Tua ne parla l'indomani della delibera comunale che pone un limite a 25 persone per gruppo turistico, un provvedimento che, come il contributo d'accesso, secondo Tonon ha se non altro il merito di aver finalmente introdotto a Cafarsetti l'argomento gestione del turismo di massa, anche se occorrerebbe ben altro. È chiaro che mettere un contributo d'accesso senza limite serve a poco. Il numero chiuso è un tema molto complesso e da molti viene anche opposto con profili costituzionali, a mio parere intesi in modo errato. Venezia è una città chiusa e io la paragono sempre a una bottiglia da 1 litro dove si cerca di far entrare 5 litri. Il numero chiuso c'è per forza, è la città che lo impone, il limite proprio della città e della sua fragilità. Non ci fermiamo, andiamo avanti! Venezia batte qualsiasi record, 600 alberghi e 1500 tra bar e ristoranti. Basta il numero di posti letto per turisti, senza quindi contare i visitatori giornalieri, per superare abbondantemente il numero di residenti. Non vanno più consentite aperture di locali, di ristoranti, di finti baccari, di osterie. Basta, ne abbiamo più che a sufficienza, non ci devono essere deroghe per queste cose. Ci sono numerosi altri problemi. Se vengono aumentati i posti letto non solo a Venezia ma a Mestre, siamo al punto di partenza, perché sono persone che poi si riversano a Venezia, con l'aggiunta che vanno a intasare i mezzi di trasporto. Parleremo di carnevale subito dopo la pubblicità.
Rieccoci in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antena 3. Proseguiamo con le notizie. È arrivato il momento dedicato al Carnevale di Venezia. Siamo entrati al Casinò. Musica, abiti sontuosi e performance artistiche che quest'anno superano la migliore delle aspettative. È l'aria che si assapora nelle elegantissime sale del Casinò di Venezia, affacciate sul Canal Grande, per il dinner show ufficiale del Carnevale dal titolo Alla corte del Gran Khan, firmato dalla stilista Antonia Sauter, che con le sue idee visionarie riesce a catturare il pubblico ammaliandolo. Possiamo vivere la magia di Venezia, vivere la magia di indossare un costume, diventare un altro personaggio, vivere le notti d'Oriente come rivivendo il magnifico, mirabolante viaggio di Marco Polo a cui è dedicato questo meraviglioso carnevale. Il carnevale è questo momento straordinario, è l'arte della gioia e il mondo in questo momento ne ha particolarmente bisogno. Per questo tanti sono quelli che, e sempre di più quelli che arrivano a Venezia per inebriarsi di bellezza e di gioia. I viaggiatori si incontrano per trasgredire a tavola e per una notte dare spazio ai desideri più nascosti. Un viaggio a Oriente sulle tracce di Marco Polo tra regine orientali, imperatori delle steppe, mercanti e mistici indovini. Ira, il pericoloso. Un viaggio che sta attirando quest'anno in particolare molti orientali. E questa è stata una doppia sorpresa, perché abbiamo visto molti orientali ospiti delle nostre strutture alberghiere partecipare alle feste e vestirsi anche con propri abiti portati dai loro paesi, ma poi abbiamo visto, questo non ce l'aspettavamo, tantissime persone, molte abitué del Carnevale di Venezia, vestirsi a tema. E questo è un successo, perché vuol dire che è una manifestazione molto amata, molto attesa, e quindi dobbiamo già lavorare per il 2025. E tra i vari eventi di questi giorni, le 12 Marie del Carnevale si sono dedicate anche a pulire da scritte e graffiti parte dell'area di Rialto. Affiancate dai volontari che da anni svolgono questa attività in collaborazione con la soprintendenza, le Marie hanno ripulito i marmi del sottoportico degli Oresi, lanciando anche un messaggio di salvaguardia e rispetto per Venezia. Adesso a San Stino di Livenza con la festa per i 50 anni del suo Carnevale. Da cosa sei vestito? Da Naruto. Ti diverti oggi qui al Carnevale? Sì. E tu da cosa sei vestita? Da coccinella. Si è conclusa con balli, feste e tanto divertimento la 3 giorni in maschera, considerata una tra le maggiori rappresentazioni del Veneto orientale, il Carnevale di San Stino di Livenza. Siamo arrivati al 50° anniversario di questa grande manifestazione. Proprio 50 anni fa sono partiti, così possiamo dire, 4 amici al bar, così con delle proposte, con delle iniziative, siamo arrivati al 50°. Il Carnevale sanstinese è una grande festa e non soltanto per i piccini. Tra i momenti clou l'arrivo dei 32 carri allegorici, vale a dire un anno di lavoro prima della tanto attesa sfilata. Siamo in 6 che ci occupiamo ognuno di un proprio ambito e quindi è impegnativo, ma lo facciamo con piacere per tutta la popolazione, non solo per i sastinesi ma per tutti. Tra stelle filanti, coriandoli e maschere, negli occhi e nei cuori di tutti, il pensiero già corre al prossimo anno e alla prossima edizione. Ninja, e tu? Una principessa. Dalla musica al cinema, Red Canzian festeggia i suoi quasi 60 anni di carriera.
Quest'anno non sarà sul palco di Sanremo, dove lo scorso anno era stato protagonista con i Pooh come ospite d'onore. Red Carenziano è però pronto a partire per la Cina. A dicembre sbarcherà il suo musical Casanova, presentato lo scorso settembre alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, proprio in Cina, sulle orme di Marco Polo, tema in questi giorni del Carnevale veneziano. Trevigiano di nascita, orgogliosamente veneto, Canzian da quasi 60 anni è sulla scena, tenendo compagnia a generazioni di italiani. Essere premiati nella propria terra rappresenta sempre qualcosa di importante. Il Veneto, Venezia sono la mia casa e quindi ricevere un premio qui, è il famoso detto che nemo profeta in patria, invece io riesco a essere un po' profeta anche a casa mia, con i miei colleghi, con i miei amici, con i Pooh. Ormai lavoriamo da 57 anni in Italia e quindi la musica serve anche a questo, a dare un po' di serenità, a far staccare la spina da quelle che sono le problematiche della quotidianità. Venezia è stata un po' la nostra seconda casa in questo ultimo periodo, perché appunto abbiamo preparato Casanova e Casanova doveva nascere a Venezia, perché Casanova è un'icona veneziana e quindi è stata un po' la nostra seconda casa, molto accogliente. I veneziani, i gondolieri mi amano, mi hanno aiutato a fare le riprese per lo spettacolo teatrale, preparando le gondole come erano nel Settecento. A chi vuoi dedicare questo premio? Questo premio lo dedico e lo condivido con mia moglie, perché questo progetto di Casanova l'abbiamo fatto insieme, ma in generale la mia vita credo che se ha preso un percorso positivo è merito anche suo, perché lei sicuramente mette saggezza e riporta coi piedi per terra. Per noi di Antenna 3 e di Media Nord non può mancare un saluto con il leone, per favore. Allora, agli amici di Antenna 3, che poi vi vedo da casa, come lo montate questo saluto, un grande saluto, un ringraziamento. Grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Il tempo è ancora stabile, ma l'anticiclone inizia lentamente a cedere. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 6 febbraio. Sul Veneto cielo piuttosto nuvoloso, specie in pianura e nelle valli prealpine non mancheranno nebbie, solo localmente si dissolveranno con il passare delle ore, ma in alcune zone saranno persistenti. Temperature stazionarie minime tra 3 e 6 gradi, massime tra 6 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche in questo caso avremo molte nubi ovunque. Localmente il cielo sarà coperto con foschie a causa di nubi basse che persisteranno per tutto il giorno. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sui 7-10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà invece qui piuttosto soleggiato con nubi in aumento un po' ovunque, però in serata. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime sui 12 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.